Buonasera, bentrovati a questa puntata di Screenshot, affari puntati sulla politica, perché sono state giornate importanti proprio dal punto di vista istituzionale e oggi sono arrivate anche le motivazioni della consulta per quanto riguarda il terzo mandato, che hanno ribadito il perché 2 mandati siano sufficienti, 10 anni di governo. Questo vale per le regioni ordinarie, però insomma per estensione se ne parla molto anche in Friuli Venezia Giulia, perché ci sarebbe l'ambizione del presidente Fedriga di correre ancora per un altro mandato, ma insomma sappiamo che la strada è un po' irta di ostacoli anche politici per quanto riguarda questo. E poi c'è il tema delle province, che di fatto ormai c'è un via libera, ritorneranno e saranno province elettive per la nostra regione. Allora vi presento subito gli ospiti che sono con noi questa sera. Buonasera Rosaria Capozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera, grazie per l'invito. E buonasera e benvenuto a Moreno Lirutti, consigliere regionale di Fedriga, presidente. Buonasera. Grazie e buonasera a tutti. Io, Lirutti, partirei subito da lei, perché insomma lo dice il nome della sua lista, è quello del governatore Fedriga, e sappiamo che c'era questa ambizione, tuttora in corso. Il Presidente ha detto insomma è giusto che se ne discuta in Consiglio, perché noi abbiamo un'autonomia per quanto riguarda la legge elettorale, potremmo in un certo senso, a meno che poi il governo non impugni la legge, ma insomma questo è tutto da vedere, varare una legge che dia il via libera al terzo mandato. Anche alla luce delle motivazioni della consulta, di quello che sta succedendo in Italia, paragonare le regioni ordinarie a quelle a statuto speciale, insomma la sua posizione qual è a riguardo? Ma guardi, più che ambizione del Presidente, io credo che sia una possibilità per la Regione, perché evidentemente il Presidente Fedriga, per il gradimento che ha governato bene questa Regione in questi anni, quindi è una risorsa preziosissima che sarebbe un peccato sprecare. Poi ovviamente la consulta si è pronunciata, terremo conto di tutto quello che dice la consulta, terremo conto delle decisioni che inevitabilmente prenderanno a Roma e poi vedremo che cosa dice la maggioranza. È un tema, come ha detto il Presidente, che verrà portato in Consiglio e nel momento opportuno discuteremo con serenità, nel senso che è un'opportunità che abbiamo e se possiamo coglierla la cogliamo volentieri per il ruolo e per il gradimento che ha il Presidente. Abbiamo visto che ci sono stati vertici di maggioranza anche quando il Presidente Fedriga era in Giappone, c'è una continua interlocuzione con Forza Italia, Fratelli d'Italia, che sono gli alleati insomma, di governo sia a Roma sia qui a Trieste, però il tempo un po' stringe, perché se c'è da fare una legge regionale ha dei tempi, insomma quando crede che se ne potrà parlare in Consiglio, se questo mai avverrà? Ma questo francamente non lo so, però penso sinceramente dopo l'estate. Allora insomma dobbiamo ridarci appuntamento, ma insomma i tempi della politica, Capozzi, sono anche questi, però dicevo manca poco tempo. Dal suo punto di vista credo che l'idea sia quella insomma di seguire quello che dice la consulta. Ma noi siamo fermamente contrari rispetto al terzo mandato, infatti abbiamo accolto con favore quella che è la decisione della consulta, la quale mette un freno e quindi mette una pietra miliare su questa questione che ormai anima il dibattito negli ultimi mesi. Ecco. E questo perché c'era la volontà da parte di più di un presidente di regione di voler continuare nel proprio mandato e da parte di qualche forza politica di voler conservare il proprio avamposto. Quindi non possiamo che accogliere con favore appunto questa sentenza che dice sostanzialmente una cosa fondamentale, ovvero che il divieto è un principio fondamentale della legge in materia elettorale e non può essere lasciato a recepimento da parte delle singole regioni. Quindi è un divieto che si sostanzia appunto in una ratio che è condivisibile, ovvero impedire ad un governatore, ad un presidente di regione di perpetrare il proprio potere per un tempo protratto nel tempo, e questo riprendendo proprio un principio costituzionalista proprio per evitare che questo sfoci nella tirannide. Quindi ci siamo opposti per queste considerazioni proprio per evitare il consolidarsi di una posizione. Lirutti sulla parola tirannide ha avuto un motto di un sussulto. Ho precisato, è un principio, allora io l'ho detto che è un principio costituzionalista, è chiaro che parliamo di un estremismo, però vuole esprimere un po' quella che è la nostra idea, perché è chiaro che se lasci un potere per così tanto tempo si possono verificare sicuramente delle
proprio una situazione di dominio, ecco, rispetto anche alla situazione stessa in sede elettorale. Dovrebbe essere garantita una maggiore par condicio, quindi dopo 10 anni per noi è sufficiente e quindi si può anche mettere un paletto. Peraltro il Movimento 5 Stelle aveva messo questi paletti anche a livello parlamentare, diciamo, mentre insomma sappiamo che altri partiti scelgono magari di lasciare i propri deputati, i senatori per più anni, li rupi. No, io sorridevo perché dico due cose, faccio solo senza entrare nel merito perché già si sta discutendo molto, ma faccio solo due considerazioni. Il primo che la scelta del terzo mandato è legata anche al voto popolare, quindi se i cittadini ritengono che il Presidente abbia governato bene, confermano, diversamente lo mandano a casa, come qui in Friuli hanno sempre fatto in genere, no? Ma poi l'altra cosa è, voglio dire questo, io ho anche rispetto per me e anche per la forza di tutti i consiglieri, nel senso che noi, il Presidente non è un despota, un tiranno, ma siamo tutto il Consiglio che lo accompagna, può decidere alcune cose, può dire di sì o di no, quindi sta anche a noi accompagnare e custodire, insomma, ecco il valore anche diciamo della partecipazione che è fondamentale, insomma, ecco. Dopodiché rispetto tutte le posizioni. Sorridevo solo su una parola tirannide, perché poi tra l'altro mi sembra che il Presidente Federica sia una persona che veramente è capace di relazioni, di ascolto. La sensazione è anche quella che sia un po' una partita interna alla maggioranza, perché è vero che se uno si candida gli elettori possono anche scegliere un altro, però è chiaro che se si candida quella persona di quella coalizione il voto sarà concentrato, quindi credo che qui magari l'ambizione dei Fratelli d'Italia, in questo caso sia ambizione, mi viene da dire, o la Lombardia o il Friuli Venezia Giulia, il Veneto mi pare che resterà la Lega, insomma Capozzi c'è anche una certa dispartizione di poltrone che in un'alleanza è comprensibile. È chiaro che ci sono tutti questi meccanismi di alleanza, no? Perché ovviamente essendoci non si può avere tutto partiti, e bisogna anche sedersi bisogna al distribuire giustamente. Ma infatti da questo punto di vista non sono neanche convinta che nella maggioranza ci sia coesione di intenti, anzi mi pareva di aver colto anche dei pareri dissonanti da parte di forze politiche che vorrebbero presentare dei propri candidati tipo Fratelli d'Italia e probabilmente la Lega vuole appunto conservare un proprio avamposto e non ha probabilmente altri candidati altrettanto forti come Federica da proporre, perché assistiamo ad un momento storico in cui c'è proprio la personalizzazione della figura del Presidente e quindi in un ruolo, e delle volte i cittadini surclassano anche a quelle che sono le posizioni o la corrente politica dal quale si proviene, proprio perché si concentra sulla persona e identifica in quel ruolo la persona e sceglie in base a quello. A proposito di elezioni e di poltrone, termine magari un po' antipatico soprattutto per politici come voi, ma insomma la cittadinanza magari ogni tanto vede anche in questo, diciamo, l'uso delle istituzioni alle volte. Ci sarà la reintroduzione delle province elettive. Sappiamo che il Friuli Venezia Giulia è stata ed è l'unica regione d'Italia al momento che è sprovvista delle province. Nelle altre regioni d'Italia però non sono più le province di un tempo, quindi noi potremmo essere di nuovo quelli che hanno le province con il Presidente e la Giunta che vengono eletti dai cittadini. Allora anche qui si parla molto di democrazia, di rappresentanza, della necessità di un ente intermedio tra la regione e i comuni dopo il fallimento delle UTI. Volevo sentire la vostra opinione, parto da Capozzi, su questa reintroduzione delle province. Beh, anche rispetto a questo noi ci siamo opposti e siamo fermamente contrari, perché riteniamo che sia il ripristino di un centro di potere. Peraltro lo si fa senza individuare quali funzioni debbano svolgere e questo proprio a sottolineare come il centrodestra sia attento ad altre logiche piuttosto che ad un discorso appunto di funzionalità. Non viene definito in quale maniera verranno finanziati appunto questi nuovi enti intermedi e probabilmente il rischio che abbiamo paventato è che gravi sul bilancio della nostra regione.
riteniamo che siano appunto degli organi che serviranno soltanto a collocare quella parte politica che è risultata esclusa dalle varie competizioni elettorali nei diversi livelli, e quindi vediamo in questo soltanto un poltronificio, un ulteriore ente che andrà a creare confusione, e la nostra regione non ne ha bisogno. Ma voglio anche precisare un ulteriore passaggio, perché gli stessi consiglieri, anzi la stessa maggioranza che oggi si dice favorevole alle province, 10 anni fa votò in Consiglio regionale proprio per fare un passo indietro rispetto alle stesse. Ci fu un voto favorevole all'unanimità, e la motivazione che fu data fu proprio che si trattava di enti che non erano utili, perché ad una regione come la nostra, con una popolazione di 1,2 milioni abitanti, sono sufficienti già gli enti che abbiamo, ovvero la regione e i comuni. Anzi, a nostro avviso andrebbero potenziati, andrebbe potenziato il nostro territorio, andrebbero potenziati gli enti locali, e come può anche aver visto il collega Lirutti, abbiamo gli enti locali in forte difficoltà per la mancanza di personale amministrativo qualificato. Questo ci fu rappresentato anche durante una relazione della Corte dei Conti, e questi contenitori rischiano anche da questo punto di vista di essere quindi delle cattedrali nel deserto. Ci scrivono da casa: le province sono l'unica vera identità territoriale in regione, l'ente di decentramento regionale già nel nome ci fa capire che cos'è la burocrazia. Insomma, su questa, una considerazione su questo Lirutti, e poi anche su quello che diceva Capone. Sì, volentieri, perché quando sono state abolite le province, io ero assessore qui a Tavagnacco e ho sperimentato la difficoltà, il vuoto che si è creato nel momento in cui sono state abolite le province, tant'è che poi la Serracchiani ha inventato queste UTI che partono da un'idea buona, ma sono state realizzate nel modo peggiore possibile. Le ha provate da sindaco poi le UTI? E poi le ho provate, no, appena io sono diventato sindaco, sì, stavano già smantellandole, sì, okay. Perché era impossibile. Tra l'altro il presidente dell'UTI era il sindaco del comune di Udine, che aveva già le difficoltà a gestire il comune di Udine, quindi figurarsi. Allora, a questo punto la necessità di un ente intermedio è ovvia, perché c'è tutta una serie di competenze che non abbiamo ancora deciso, perché saremo chiamati adesso a costruire la legge e quindi a definire bene le competenze da affidare alle province, ma c'è già un nucleo che è l'EDR, quindi partiamo già da una struttura concreta. Poi la nostra regione, che è piccola, sì, ma ha dei territori che sono profondamente diversi. C'è il territorio di Trieste, il territorio di Udine, dalla montagna al mare, il territorio di Pordenone, il territorio di Gorizia stesso, sono 4 territori che hanno bisogno di una identità e di un accompagnamento particolare. Quindi, per esempio, il tema della cultura, il tema dell'ambiente, il tema della viabilità. Si tratta di riempire le province con competenze che sono fruibili e che diventano anche l'occasione per sostenere i comuni. Per esempio, centrale unica di committenza, per esempio lavori pubblici, cioè dipende molto da come noi le costruiremo e dalla capacità che avremo anche di ridefinire alcune funzioni che attualmente ha la Regione e fa fatica a governare, e sapremo redistribuirle alle province. Ma secondo me è fondamentale, e poi è fondamentale la partecipazione. Sì, questo è il motivo anche poi che saranno elettive. Ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, poi tocchiamo anche altri temi di consiglio e anche una puntatina sulla sanità, perché di questi tempi, insomma, anche qui ci sono molte cose da chiarire. A tra poco. Di nuovo insieme con Screenshot, siamo sempre in compagnia dei nostri ospiti, Rosaria Capozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Moreno Lirutti, consigliere regionale Fedriga, presidente. Riparto da Lirutti perché una battuta veloce prima di passare al tema sanità. Sui lavori in consiglio state affrontando la Omnibus, si sa che lì già il nome lo dice,
ci sono tantissime cose e quindi insomma non è che vi chiedo il riassunto, però magari una cosa specifica sulla quale vale la pena informare i cittadini di quello che state facendo. Guarda, la Omnibus è veramente Tutto. Omnibus, nel senso che è una legge che serve per fare tutta una serie di aggiustamenti per cui si entra nel dettaglio. Due cose che mi sembrano interessanti, per chi ha richiesto i contributi prima casa, in caso di separazione c'è una possibilità, una facilitazione per la vendita. C'è una cosa molto interessante sull'art bonus e sullo sport bonus, vengono facilitati attraverso dei bandi a sportello. Interessante anche il tema della salute, apre a parecchi regolamenti in tema di assistenza territoriale, dà contributi significativi per l'associazione donatori di organi, cioè c'è un sacco di, ci sono un sacco di possibilità molto puntuali, però molto, molto interessanti. A me piaceva dirvi queste in particolare. Sì, anche perché magari sembra, prima abbiamo parlato delle province, del terzo mandato, argomenti molto alti, ma poi è in queste norme, in questi cavilli che si dà magari anche sostegno alle volte economico o di altri tipi alla cittadinanza. Capozzi, per quanto riguarda voi, cosa state preparando? Beh, è una legge di manutenzione e non è una legge finanziaria. Con questa legge si interviene soprattutto dal punto di vista dell'adeguamento a normative nazionali o europee, e ci sono anche interventi che sono dettati dalle esigenze del territorio, alcuni condivisibili e altri che non abbiamo apprezzato, come ad esempio la norma che estende ai consorzi industriali l'ambito di azione, e voglio specificare che così facendo il timore che abbiamo paventato è che ci sia una diffusione incontrollata proprio delle aree industriali. L'abbiamo espresso anche all'assessore Bini, che ha dato delle spiegazioni, ma noi riteniamo che così come è formulata la norma si presti a una situazione di confusione, e partiamo dalla considerazione che siamo d'accordo sul fatto che si debbano valorizzare le aree industriali, siamo d'accordo sul fatto che bisogna spingere appunto verso di esse, però non in maniera così caotica. Ecco. E l'altra misura su cui magari, giusto facendo un passaggio veloce, non ci trova d'accordo è quella relativa, introdotta in sanità, ed è una norma impattante perché rimanda ad un regolamento successivo la transizione dalle RSA alle case di comunità, e quindi da parte nostra avevamo difficoltà ad esprimerci su qualcosa che verrà poi deciso in un momento successivo. O ancora non possiamo appunto trovare condivisione una semplificazione intervenuta in ambito di impianti fotovoltaici voluta dall'assessore Scoccimarro per quanto riguarda il processo per quanto riguarda la procedura che presuppone la valutazione di impatto ambientale, che semplifica e quindi sottrae alla procedura il cosiddetto passaggio nel PAUR. È una semplificazione che noi non riteniamo necessaria, proprio perché partiamo dalla considerazione che questo processo va domato, e abbiamo assistito ad una situazione di diffusione incontrollata determinata, e lo diciamo da sempre, da un'inerzia oggettiva della Regione, e anche la legge che è intervenuta soltanto all'inizio di questo anno e che si vanta di non essere stata impugnata, a nostro avviso perché presenta delle maglie troppo larghe, anche se oggi è intervenuto anche un ulteriore passaggio rispetto a questo, e quindi ritenevamo contraddittorio inserirla.
Ora ci stanno anche interventi che abbiamo apprezzato, come ad esempio le norme che vanno a potenziare le biblioteche della nostra regione, e questo proprio al fine di consentire alle stesse di poter usufruire dei contributi previsti appunto per esse. Cose buone, cose meno, ma insomma abbiamo detto che ce ne sono veramente tante. Non so se Lieruti vuole replicare a una di queste osservazioni, sono molto puntuali. Nello specifico di ciascuno, semplicemente per la sanità. Ecco, che così entriamo anche nel tema. In questo caso io sono molto d'accordo sull'impostazione data dalla norma, perché quando si entra nel dettaglio, entrare con lo strumento del regolamento è preferibile, perché la legge è molto rigida, mentre invece altri strumenti per organizzare i distretti, per organizzare insomma l'assistenza territoriale, sono assolutamente preferibili rispetto alla rigidità di una norma di legge che magari ingessa troppo la realtà. Su queste case di comunità stanno andando avanti, insomma lo sappiamo, poi bisognerà riempirle anche di personale, perché le strutture, i soldi ci sono, verranno fatte, bisognerà capire come gestire il passaggio poi proprio per avere un'assistenza territoriale più puntuale. Lì sarà effettivamente una fatica, perché ovviamente le case di comunità richiedono l'impegno di una serie di professionisti, in primis i medici di famiglia, ma come voi ben sapete i medici di famiglia sono dei liberi professionisti convenzionati con l'azienda, quindi gli obblighi che loro hanno di fatto sono molto ristretti e la gestione dei medici di famiglia è molto difficile. Sono 15-20 anni che tutti gli assessori che si succedono, tutti i ministri, scusate, che si succedono cercano di riformare insomma questo ordinamento, ma dobbiamo anche dire onestamente che è una categoria molto sindacalizzata, per cui insomma trattare con loro è estremamente difficile. Devo dire che le nuove generazioni... Bisogna anche dire insomma a loro vantaggio, in un certo senso, che cominciano ad avere un numero di assistiti che è veramente gigantesco. Sì. Per la fatica anche di dover trattare, è vero che tanti magari dal medico neanche ci vanno se non per qualche ricetta. Però dobbiamo dire che troviamo nei giovani tanta disponibilità e hanno anche gli strumenti dell'associazione, perché se loro si mettono insieme possono condividere la segreteria, possono condividere anche un'infermiera. Magari coprire un po' di più la parte del weekend, lo chiedo anche a Capozzi, perché insomma molto spesso ci si ritrova il sabato e la domenica a non saper mai con chi confrontarsi, bisogna allora andare al pronto soccorso, il pronto soccorso ha altre esigenze ed è nato con un altro scopo e quindi si fa fatica a sentirsi tutelati H24, mi viene da dire. Però lì, scusa Rosaria, hai la guardia, la medicina di continuità, la notte, i prefestivi e festivi non sono in carico ai medici di famiglia, ma al servizio di continuità assistenziale. Sì, però una guardia medica su... Che è diverso. No, è abbastanza. No, guardie mediche sono capillari, assolutamente. Ma diciamo che rispetto a questo tema dovrebbero intervenire proprio le case di comunità, che dovrebbero essere aperte 7 giorni su 7, 24 ore su 24 ore. Ora però il dubbio che abbiamo anche rispetto a questo paventato è proprio che ne verranno aperte, almeno così è stato detto, entro la fine di questo anno 6, però il rischio è che non ci siano medici e infermieri poi da metterci dentro, perché assistiamo ad a continue situazioni in cui vengono esternalizzati i servizi, oppure assistiamo a situazioni in cui si procede anche alla chiusura, proprio perché ci stanno delle situazioni che vengono rappresentate come rischiose, così come è avvenuto per il punto nascita di San Vito al tagliamento, e quindi temiamo che anche rispetto a questo ci siano delle difficoltà, a meno che l'assessore Riccardi non giochi al gioco delle 3 carte e sposti il personale da una parte e quindi svuoti qualche altra parte per metterli nelle case di comunità. Abbiamo del personale sanitario in difficoltà e questo è uno dei motivi per cui risentiamo anche di questa carenza, perché poi se si parla di carenza nel settore pubblico non si può dire lo stesso nel settore privato, quindi qualche domanda bisogna farsela, e la considerazione che abbiamo fatto a riguardo è che ormai i nostri professionisti lavorano in condizioni che non gli consentono soprattutto di avere una vita professionale che si concili con quella familiare, hanno delle retribuzioni basse e quindi non soddisfacenti, ma soprattutto hanno un carico di lavoro che non gli consente di lavorare appunto serenamente, e tutte queste considerazioni non fanno altro che spingere chi lavora
nel nostro, quindi nel nostro servizio sanitario pubblico verso il privato. Sì, e magari verso anche altre regioni, Liruti, penso agli infermieri, molti concorsi sono andati non deserti, ma insomma ci sono presentate meno persone rispetto a quelli che erano i posti, e anche questo insomma la dice lunga rispetto ad altre situazioni che conoscevamo in passato. Guardi, io ho fatto 40 anni nel sistema sanitario e queste situazioni si riproducevano a cicli, c'era il ciclo in cui c'era un esubero di personale, il ciclo in cui mancava, quindi qua c'è una programmazione nazionale da rivedere. Ben ha detto la Presidente dell'Ordine Nazionale degli Infermieri, abbiamo il commissario per il granchio blu, però non riusciamo a gestire questa programmazione. E qui c'è il tema dell'infermieristica. Il 12 maggio c'era la giornata dell'infermiere. Questa è una professione che va valorizzata non solo a parole, ma attraverso condizioni di lavoro che rendano possibile la conciliazione del tempo lavoro-famiglia, perché chi fa l'infermiere sa all'inizio, io ho insegnato, ho fatto il direttore di una scuola infermieri, la prima cosa che dicevamo: ragazzi, da oggi voi non avete Pasqua, non avete Natale, non avete sabato, non avete domenica, non c'è notte, non c'è giorno. Sì, è una missione in un certo senso. Lavoriamo, però se almeno dal punto di vista economico bisogna, dal punto di vista economico assolutamente, perché ancora abbiamo ampi spazi di miglioramento, ma anche le condizioni di lavoro, perché se uno va a lavorare contento, se si trova bene inserito, lavora ed è contento. C'è un'altra cosa, e poi chiudo, che bisogna far recuperare agli infermieri e anche ai medici la bellezza, la voglia, la dignità del lavorare nel pubblico, perché c'è una dignità del lavoro pubblico. Io ho sempre lavorato nell'ospedale pubblico, sono stato orgoglioso di lavorare nell'ospedale pubblico e vorrei che tutti fossero messi nelle condizioni di apprezzare questa dimensione. Grazie mille, siamo arrivati alla fine, abbiamo concluso il tempo. Grazie a Moreno Liruti, grazie a Rosaria Capozzi, buon lavoro in Consiglio, vi aspettano, e anche in Commissione, sappiamo che anche le commissioni sono importanti, tanti altri appuntamenti. Grazie a voi per averci seguito, grazie alla regia di Chiara Miscori e a Piero Persello, buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Telefriuli.